Squalo, chiama Rondinella. Squalo, chiama Rondinella. La strada è libera, potete andare. Ripeto, la strada è libera, potete andare. Presto, ha tutta l'aria di essere un'auto di contrabbandieri. Qua le cose si stanno complicando. Passo. Ferma là, che siamo dalla polizia! Ferma! Siamo dalla polizia. Che cos'è che state ascoltando? Della musica? E guarda, brigadiere! No, signore, quale musica? Io sono un radioamatore, io mi chiamo Topo Veloce, volete sentire? Topo Veloce chiama penna gialla, rispondete! Rispondete! Brigadiere, penna gialla è un mio fraterno e carissimo amico, si chiama Nicola. Nicola, ma siete? Come stai? Bene? No, mi compiaccio, io pure. Siete? Me ne fatta la pasta con il patone? Brigadiere, mi fa la pasta e il patone il mio amico che è la fine del mondo. Come dici? Non me l'hai fatta. Ma come? Tu sai che a me mi piace la pasta che è il patone e non me l'hai fatta. Ma chi è che ti credi di prendere in giro? Tu a me non mi imbrogli mica, sai. Sei un contrabbandiere. Io? Brigadiere, le sigarette se ne ho accattato da baccare, io non ne fumo. Nicola, senti? Qua ci sta una linea tutta incasinata. Mi raccomando, non ti dimenticare di farmi trovare la pasta con le patate! No, pasta e ceci, no! E salutami tutti gli amici del CP! Aspetta, Nico, qua ci sta un'amica che vorrebbe parlarti! Brigadiere, ce l'ho fatto un salutino al mio amico Nicola! Va bene, ho capito. Agli ordini, brigadiere! Sti napoletani, tutti terroni. Comandi! Ma vaffanculo che la fesse mamma! No, io sto parlando con te! Come? Ma quale mamma? La fesse esorata! Squalo chiama Rondinella! Squalo chiama Rondinella! La strada è libera, potete andare! Ripeto, la strada è libera, potete andare! Come mai da queste parti, don Vincenzo Tramontano? Lo sono venuto a fare una visita. Questo posto è di napolitano. Pigliatevi sta roba e chiatevene prima che il fuochietto a mano. Io non prendo ordine da nessuno, e tantomeno da voi. Noi siamo in 10 e voi soltanto 2. Ma tu sei avvocato. E con me che hai perso la causa, avvocato. Stavolta avete fatto una cazzata, don Vincenzo. E ve la farò pagare. Cazzata. E giro te lo può pagare, noi.
Senta tu, Marinaro, Ho capito. Ricaricate, coglione. Prego che può sta condonata volta, carica qua può scappare, rompere lo cazzo, vai, va! Ho passato qualcuno a se muoviamo. Si muove, mamma, la vedi, no? Sapevo un giovane. Ma come, metti un po'. La dico. E caro, non ci venite più. Ma io ci venimo alzando lo 5. Sono corrotta dove da casa. Ma tu che cazzo stai Ma dicendo? che succede?
Vieni con me, non siete, vieni. A cravato, con c'è? Ah, pronta? Ecco qua. I gomma bella è un babarum. Ah già. Ho vestito marrone, te l'ha già stiratia. Grazie. Bene. Che bello padre che tenga. Sei tu bella papà. E un caffè? Oh madonna, mi sono scordata. Vado, corro, volo. Forse non coppo terrazzino, ma piglia là un Ma caffè. dovete voi non vicino. Brava, brava. Mamma, ho un appuntamento con Roberto. Mi vado a vestire. Non fa tardi. No, sta tranquilla. Allora mi dato 1 chilo di patate, 2 chili di pumarola e 1 chilo di puparuola. Ma che ti faccio oggi? Puparuola anche Sì, a te, sì, va vanno bene? buoni. Ah, sentite, tenete pure il cipolla. Mi ha dato 1 chilo di cipolla. Amici, Aspettate, casta un guarda, caffè. un momento. Grazie, con c'è. Tenete. Non c'è, va più panare, va. Sì, subito. Signora, non mangia spartro, panara, Va, porta. porto, panare Va da- bene, andiamo in cena, è cominciata la giornata, facciamoci una bella croce, io. Buongiorno, non vicino. Uè, buongiorno, Camilì. Buongiorno. Voglio, aro vai. Sono Antonio Esposito, ha già parlato con Don Vincenzo. Ah, e Don Vincenzo ha già dato, adveni. Ma perché mi vedete così? No, vedete, è che io... è un caso urgente. Perciò siamo venuti qua. Ah, giù capito. Volete a Don Vincenzo, avete fatto un guaccio. Ma quale un guacchio? Noi siamo già sposati da 1 anno regolarmente, figuratevi. Sentite freddo? Sì. E trasit, fate l'introduzione. Andiamo. C'è permesso? Uè, Si c'è può? permesso, un momento, pulizzatevi prima le scarpe, qui non si sporca niente. Sì, subito, ecco. Pulizzate, Non vi preoccupate. ecco, benissimo. State tranquilli. E che giornata che è schiarata? Nata processione, cibo protezione, chi spara, chi si sposa. Mi raccomando i tappeti, non per gli scarpesati. Quelli sono tappeti persiani. Piano piano, trasiti piano, e mettetevi qua, sedetevi qua. piano. Bello, quiet, e quello che mi raccomando non sporcate. Ma non vi preoccupate, solo prima fa impressa. Mamma mia, i giovani d'oggi vanno tu quanto hai preso? Voglio, che la mamma per fare un mese, mettete 10 mesi. Che hai fatto un palloncino che non lo piglia? Io boffo, un po' di calma. Mangiatevi un biscottino, mentre vi chiamo a Don Vincenzo. Stai calmo. Ah, benedetta gioventù. Stai calma. Che se passa? Vedrai, sistemiamo tu. Don Vici, Don Vici, fuori ci stanno i guaglioni. Quando parla con voi, mi hanno fatto pena, l'hanno fatto trasì. Stanno in tuo salotto. Bravo, hai fatto buono. Che bello caffè. Faccia che fa. buono, Solis ci può aiutare. Buongiorno. Buongiorno, Don Vincenzo. Buongiorno. Ma tu vai camminando così? No, questo è un costume in scena. Sapete, io sono un disoccupato disorganizzato e non trovando lavoro mi sono messo in una banda musicale. Ma potevo mai rifiutare? No, il lavoro non si rifiuta, accomodate. Che vai a servire? Don Vicino, hai da sapere che 1 anno fa, per ci sposare, non ci stava una sorte. E allora ci fatto un reputo con Don Salvatore Buffalo. Ho conosciuto. Mai visto. Da allora in poi
io non l'ho potuto chiudere. E allora interessi oggi, interessi domani. Da 200.000 lire siamo arrivati a 1 milione. E che avesse a fare? No, vai, non è chiesto. È che Don Salvatore ha minacciato a mia moglie. Ha detto che se non pavamo, prima struppe a me. E dopo si fa a mia moglie. Che l'ha incinta. E addosso trovo, sto Don Salvatore Bufalo. O Banca dei Vigni. Ah, fu un pignatore. Sì, sì. Andiamola a trovare. Grazie. Grazie, non piacere. È Grazie. stato comodo, signore. Grazie. Ascoltate un momento. Grazie, non sia te. Ah, su, io esco. E a dove? Accompagna si voglio una posto. Un'altra causa da difendere. Ma quando fornisce fu mamma santissima? Ma vuoi capire che i tempi sono cagnati? A su, vedi, nella vita ognuno nasce con un destino, con una croce da portare. E che sia la croce mia. Eh già, tu non cambierai mai. È troppo tardi. E adesso se cambiassi nessuno mi rispetterebbe più. Ma tu devi dire che a me mi fa piacere fare queste cose. O appena un mestiere. E sa da sapere fare. Ma state buona su. Accattate le sigarette, sigarette, Marlboro, tengo pure tre staffine. Chiama accattate a vera, tengo pure palmare, 500 di Roma a sette. Signor, accattate a vera, chiama. Buongiorno, Nanine. Signor Marlboro. Buongiorno, Nonna. Buongiorno, Don Vincenzo. Uè, buongiorno, voglio. E che fai? A scuola non vai tu? Ma quale scuola? In un giorno divento come voi, mamma santissima. E hai a scuola non erano dispiacere a mamma d'oro. Tu un giorno ti devi laureare. Non è più o tempo di mamma santissima. Ciao. Le laureate sono tutte disoccupate. Siamo arrivati, Don Vincenzo, è proprio qua dietro. Vabbè. Andiamo, signore. Ecco pure a Papa Giovanni, a Papa Giovanni. E voi di là, e voi di là. Buongiorno. O Papa dopo, voi di là, o Papa polacco. Accantatevi voi di là, o Papa Buongiorno, dopo, o signore. Papa dopo. Accantatevi voi la Verona. Papa Giovanni, a voi di là. E come faccio a pagare 20.000 lire di interesse? Che la pensione che piglio che non mi basta manco per mangiare. Dovete pensarci prima. Quando vi servono i soldi, venite qui a buttarvi in ginocchio e a pregare i santi del paradiso. Facetemi parlare solo a me, voi non parlate mai. E poi, quando si tratta di restituirlo, ogni scusa è buona. Non è come dicete voi, no. E che la cifra con gli interessi si è raddoppiata. Insomma, dovevate pensarci prima. Ma l'interesse è troppo alto. Che Date è via. storia. E non ce la faccio più. Andate, non ce la andate, faccio più, andate, sai ricordatevi che martedì scade la È rata. rinnovato, Pensate ma di cambiamo procurarvi i facendo soldi. Ti stai un bello patente in merda. Via, via, Ma no, andate via. via. Buongiorno, non mi getto. Buongiorno. Don Salvatore Buffalo. Sono io. E che desiderate? Sono Vincenzo Tramontano. Ah, sì. Ho già sentito il vostro nome. Anch'io il vostro. E che volete? Parlarvi. D'affare? Ma diciamo di sì. Di che si tratta? Si tratta di sti lui poveri guaglioni che hanno un debito con voi. Non tengono soldi e non vi possono pagare. Mi sono spiegato. Don Vincenzo, io so che avete una certa influenza su chi ancora crede a certe gerarchie. Ma questo è un banco di pegni. E gli affari che si trattano qui dentro riguardano soltanto me e nessun altro. Sono stato chiaro? Chiarissimo. Avete parlato d'affari, ma la parola giusta adesso ve la dico io. Questo è un furto. Ma come vi permettete? Io come mi permetto? Tutte le questioni che toccano la povera gente sono cose che riguardano solamente a me, personalmente. Ma voi venite ad insultarmi perfino in casa mia! Peppino! Oreste! Ma chi sono sti lui fotiende e merda? Ma doia, ecco i soldi, buono. Togliti di mezzo! Non ti preoccupare. Tu sei Salvatore Buffalo e tieni il corno tu e che la stupa le mammate. Vieni con me, che esce fuori, a me merda.
Viene, che non ti guarda, non sapere, che si lo chiama, cornacchiatone, affamatore della povera gente. O venite a Cristo, si chiama bufala e te ne corno. Quanto c'era sti qui? 200.000 lire. E te cadete, di. Se ne accatta tutto il manichino. E quando vi studiamo che merda va cercando i soldi a voi, venite a me. Parlate con me. Non no papà, e si vi minacciano, venite a me. Vatte. Vatte. Bravo, vicino, bravo, hai fatto buono. Buona giornata. Voglio, oggi avete dato parola e tra un mese sarete sposi. Papà vi fa un più bello sposalizio in Napoli. Roberto, ti affida a cose più care che tengo in coppa mondo. A cose più care rindo cuore mio. Maria, la piccerella mia. Oh, me. Non vi preoccupate, papà. Con c'è, ma come stai rindo alla cucina e non viene a fare un brindisi ai Roberto e Maria? Concetta. Don Vicino, ma che ci fa? Voi lo sapete, io mi emoziono. Voi non piangere che stiamo festeggiando qua, eh? Sì, Maria, figlia mia, io non mi sono sposata, ma tu avevi tutto un bello lavoro. Ma insomma, la vogliamo fermare o no? Signore, e che facete, chiagnì? Chi lo matrimonio hanno fatto? Sapete, ora si cresce un figlio con l'impressione che sia sempre un bambino. E come si dice, il tempo è inesorabile. Poi in bel giorno si accorge che non lo è più. Certo, Roberto ha avuto una ricca sorte. Grazie, compà. È la verità. E noi ne siamo onorati. Ma capirete, io e mia moglie adesso resteremo soli in casa. Ma io non ho capito, ma questa è una festa o un funerale? Ah, hai ragione. Hai ragione, Roberto. La può prendere o no? Certo, sono ai funerali, Santa Chiagna. No, sapete come si dice? Non c'è un matrimonio che non si piange e non c'è un funerale che non si ride. Quando si funerale a miesa che sono malaurie, che sa da solo brindare e scherzare. Viva Roberto, viva Maria, tanta felicità, tanti auguri a papà. Vediamo, su, Auguri, compà. Chi è, mo? Ma anche stai un notte, stiamo quieto. Oh, che guazzapuglia. Ma la torta quando è? È stato lì. Che lo sta casa non porta male. Robè, ci sta quell'amico tuo. Qui, Arcangelo, io Va. ti aspettavo. Buongiorno. Ciao, auguri, Roberto. E falla accomodare, Roberto. Robè, ma a casa si chiama. Ma che vuoi sta zitto? Buongiorno. Papà, questo è l'amico mio più caro, si chiama Arcangelo. Azzottate. Ecco, vieni. Offrire da bere. Buongiorno. Io mi siedo qua, Roberto. Sì, vabbè, dove vuoi? Un po' di champagne. Permetti. Coscia forte. Ma che... Ecco. Auguri. Grazie. Auguri. Ma non chiama Arcangelo. Chi sei? Buongiorno. Ma che hai fatto sotto a lui? Che ti fa? Ma come, tu mi pare che hai avuto un cazzotto, allora? No, quello mi sono truccato un pochettino. Ma che sei truccato? Che tu guarda tutto quanto strano, Ma che allora? strana? Quella Sei, l'ultima amore. Bravo. Questa è la Madonna Vincenzo. Donna Sund, questa Babbattina. È buona sta torta, eh? Bravo, concetto. Tony, avevo pigliato sta chitarra a mano, avevo fatto sentire una canzone. La torta delle bagnate, piglia la chitarra e faccio sentire una cosa. Ma come fai un policinello? A disposizione. Andiamo, qua io, mettiamoci in poltrona. Dai, venite, su. Buona sta torta, E chi la vedevo meglio per sentire? Un pranzo squisito. Auguri di vero cuore, compà, di vero cuore. Sì. Consultate Stato innamorato. che la fai Va bene, no? Dedicato agli sposi. Va bene. Compà, dicitemelo poco.
Ma che sta succedendo a Santa Lucia questo fatto della finanza? E che ha da succedere, compa? Non ci danno un attimo di pace. Si sono messi in testa di distruggerci. Ma non sanno che se a Napoli distruggono il contrabbando, succede la rivoluzione. Lo credo bene. Con tutta sta gente che fa questo mestiere. 500.000 di persone vive di questo pane. Poi c'è sta la disoccupazione, non c'è un posto di lavoro. Comunque, compa, chi se non spauracchio ogni tanto l'hanno fatto. Poi si stancano, si calmano e si aggiusta ogni cosa. Bevite, compa, bevite. La salute vostra. La vostra, compa. Vita mia, oi cora, e il tuo cora, si strada, o prima ancora, o prima giunta la terrai per me. Gli sposi! Non c'è stato niente da fare, papà. La finanza non ci ha dato pace. E come dice Roberto, non vicino, è venuto un pappavallo sotto e si è fatta notte. E voi che avete fatto? E che dovevamo fare? Quello è già stato un miracolo che abbiamo portato in salvo gli scafi. E va bene, ci vogliono distruggere. E che sia nata giornata amara. Mettete a posto i scafi. Segno, può piacere, tenessimo un pacchetto di Marboni, e Morris. No, sigarette non ne tengo proprio. Ma con me, ma che faccio, sta? Tengo i dentifrici, sapone per barba, tabacco e preservativi di tutte le misure. Che sigarette, voi? Che da già dice figlio mio, fai una pippa. Ma guarda un po', va. La situazione è critica. Ma comunque non vi preoccupate, Da un momento all'altro aspettano investimenti importanti. Don Vici, voi lo sapete, ma vi sempre servite e lo faremo ancora. Ma capirete, e creatura a casa, vanno mangiamo. E creature, E creature ci pensi io. Questa è una franca di denaro. Facete mangiare creature. E io vi ringrazio, Don Vici. Guagliù, andiamoci. Grazie, amici. Serva vostra. La raccomando, e mi calmo, guagliù. Dammi una minerale, cicci. Amici, buongiorno, padre Stefano, che succede? Amici, non sacrileggi. Stanotte hanno rubato la corona della Maronna. Voi che Maronna state dicendo? Ma che dici? Raccontate. Amici, guarda, figliolo. Prima di chiudere la chiesa, abbiamo controllato tutto, come sempre. E la corona stava ancora là. Però sapete chi è stato un indizio, un sospetto? Non vi prego, vi scongiuro. Voi siete un uomo devoto. Fate qualche cosa. Vabbè. Qualche Aspettatemi in da chiesa. Vieni, papà, vieni. Maronna. Voglio, avete visto a Gennarino? Sta là. Grazie.
Gennari, sì, Agli ordini, Don Vicino. faccia parlare, scino un po'. Subito. Bravo. Uè, l'hanno messo. S'hanno rubato la corona della Maronna renta a chiesa. Sì, lo saccio. Lo sai? E sai pure chi se l'ha pigliato? Sono parecchi giorni che vedo certi zingari a cattura. A me se l'hanno pigliato loro. Sei sicuro? No. Sì. Ho capito. E sai a dove stanno? Beh, fino a ieri sera stavano in mezzo alla piazza, in da quelle case che roda sotto. Sta bene. Grazie, generale. Don Vicino, io vengo con voi. Vieni, vieni. Don Vicino, chi è sto posto? Dammi qua. E tu che vuoi? Parlarvi di affari. E credo che la cosa vi interesserà molto. E allora? Poca chiacchiere, zingarie. La corona della Maronna che ti hai pigliata, addosso. Vattene tu zitto. E va bene. Mo ci pensi io. Asbadu me no grisires! Bravo, Don Vicino! Attento! Bravo, Don Vicino! L'avete incutamazzata! E mo? L'ordine non orare. Fatta una bella ronmotta. Oh, me merda. La corona della Maronna. Non vi preoccupate, la corona arriva! State calmi! Abbiate fede! Sono sicuro di Don Vincenzo! Eccolo là! Eccolo là! Signore divina! Fatelo passare! Madre, eccola!
attaccare, chi se l'ha pigliata si è già pentito. La corona! Grazie a Don Vincenzo! Padre, adesso siete voi che dovete fare un favore a me. Poi lo Don Vicino. Sta venendo, Buongiorno, papà. Buongiorno, voglio. Buongiorno, Don Vicino. Buongiorno. Caso buono, eh? Grazie, Don Vicino. Ma come avete fatto a questo buco? Le vie del Signore sono infinite. Papà, ma come facciamo a uscire con questo mare? Questo è forza 5 perlomeno. Hai ragione, papà, ma la nave aspetta, appena tempo si acconcia andate sopra. Don Vicino, appena è calma sci. Vabbè, venite a pigliare un caffè. Grazie. Vieni, papà, vieni, a mangiare mangiare una cosa al ristorante. Che la Santa Maria si chiude a provare i vestiti del matrimonio. Vieni, vieni. Gli interessi sono troppo alti. Che diavolo da fare? Ho detto che non posso pagare. Vi ho detto chiaramente a quale condizione vi prestavo il denaro. Avete accettato, firmato. E allora di che vi lamentate? Ci penserà Don Vincenzo a farmi ragionare. Ho detto che non posso pagare. Ci penserà Don Vincenzo a farmi ragionare. Che c'entra lui con i soldi che mi dovete? Non voglio più sentirlo nominare qui dentro. Fuori, fuori. Andiamo fuori. Fuori, non ho tempo, non ho tempo. Tornate con i soldi. Fuori, andiamo, andiamo. Non ho tempo. Oh. Avvocato, accomodatevi. Don Salvatore. Ma avete visto che gente? Non se ne può più. Sembra impazzita. È tutta per colpa di quel maledetto Mamma Santissima. È appunto di questo che vengo a parlarvi. Di Vincenzo Tramontano. In un certo senso. Ascolto. Ho bisogno di un prestito. Ah, ma non mi avevate detto che si trattava di Vincenzo Tramontano? Vincenzo Tramontano, d'accordo. Non credete. Vi chiedo scusa. Procediamo con ordine. Voi sapete benissimo com'è la situazione del contrabbando qui a Napoli. Insomma, In questo momento la finanza ha stretto i freni e sul mercato non si trova una sigaretta a pagarla a peso d'oro. così è. Vincenzo Tramontano si è assicurato un buono da 50 milioni. Deve ritirare la merce domani. Sì, ma io... Io conosco il posto e il panfilo che deve portare la merce. Sì, ma scusate, io che c'entro con questa storia? Ma perché? Non avete motivi di risentimento nei confronti di Vincenzo Tramontano? Se ho motivi di risentimento, lo strozzerei con queste mie mani, lo strozzerei. Mi ha messo contro tutto il quartiere. E ora, capirete, per farmi pagare dalla gente dovrei ammazzare una persona al giorno. Ma ha rovinato. Ha rovinato. Anch'io ho dei motivi per vedere questo vostro amico rovinato. Sentite, sono in grado di avere un buono per la stessa somma, ma mi servono 50 milioni. 50 milioni? Avvocato! E chi ce l'ha 50 milioni? Io non c'ho una lira. Ci sarebbe un guadagno netto di 100 milioni da dividere in due. Ma il carico è uno solo. È Vincenzo Tramontano. Arriverà dopo che noi abbiamo prelevato la merce. E voi siete così sicuro di poter arrivare prima? Al 100%. Statemi a sentire. Non pisci! Non pisci! Che voglio? Non pisci, faccia parlare. E poi? Non pisci, sono partito l'uomo nell'avvocato. Stanno a caricare. Ma tu che stai dicendo? Non pisci, io non faccio mai una bugia. Per una parola mia d'onore. Ma non è possibile, o buono tengo io, scarica per stasera. Non pisci, verifica che l'avvocato si è procurato un buono e l'uomo già stanno tutto quanto a mare. Non pisci, ma vi da fidare me. Qui, papà, ma quelli non sono gli scafi dell'avvocato. Pigliate scafo, ma arriva sotto la nave, prima è loro, andiamo! Correte, facciamo a
Pronto, papà, mi ascolti? Pronto? Papà, pronto, rispondi, passa. L'ha già visto, Robè? Resta alla mia sinistra. Mantenete così. Aumentiamo la velocità, papà, noi montiamo rapporti più piccoli. Vai, Cerù. Guardi pure, li riprendiamo in poche miglia. Ehi, guarda là, visto ci stanno arrivando. Sono che scapperò vicino. Sti figli zoccolo, non ci fanno paura. Andiamo, voglio! Andiamo più forte, che la permanente! E si dovrei chiamare più forte, andiamo! Spieghiamo con vicino! E stiamo pigliando, siamo più veloci! E piloto, non potete preparare un vicino! E lì, ma vai più veloce, forza, vai! E stiamo avanti a po', lascia, domanda che mi fa! Pronto, papà? Dacci disposizioni! Bene così, mantenete la rotta, non vi preoccupate! Più forti, ah! Papà, da qui li vediamo bene! Saranno non più di 7-8 uomini in tutto! Mantieni ancora la rotta, aspetta il mio segnale! Vabbè, potete andare! Pigliamo, fra, pigliamo la scia e tagliamo la strada a sto struzzo! Molto bene, brava, così! Andiamo, vai più veloce, forza, vai! Brava, così! O state pronti al mio segnale! Intanto il chip! Mannaggia morta, a me pare che si è bloccato l'elica, mannaggia! A lui pure si è bloccato l'elica! Bene, e mo si fanno una piscata. Guarda,
Sento urcigliato come un serpente. La ma chiave inglese. Il viaggio! Abbiamo fatto, voglio. Andiamo. Vado culo tanto. Valutato, voglio. Stasera! Urnato! E a chi ci ha salutato? A chi sto me lì? Culo tanto a Napoli! Ma tu che dici? Tanto da no! Oh, me ne merda! Vieni a corpo! Urnato! Vieni a corpo! Papà, noi andiamo direttamente sotto la nave! Bravo, tutto a posto, serve così. Chiamate la finanza, che quello va aiuto! E ti mano a Napoli sono care le sigarette. Vuoi qua? A me cambia. Ehi! Buongiorno, via di Vico Vivo per piacere. Via che? Via di Vico Vivo! Ti accompagno io. Voglio via dove è una casa, i soldi Oh, metti lì. grazie! Come siete gentili voi ragazzi di Napoli! Bravo! Scusate, ma siete inglesi? Ma quale inglese? Io sono qua su un tuo compaesano, sono di Martina Franca, pugliese! Di Martina Andiamo, ti seguo! Voglio i questi cavalieri! Non fumo! Fumo la pipa! Prega, stavolta, Gennarino mio, e quando vi non fa figlioso. Se no ti faccio strascine, capito? Ciao, Gennarino. Ciao, Elena. Dove vai? Accompagna sto signore a una posta. E tu che stai facendo? Stavo studiando, ma è venuta questa pazza a gridare sotto il balcone: Gennarino è un mio! Ma chi è? Tutta sporca, com'è volgare! Niente, mossa! Tu a chi se non lavori più! Ma tu che vuoi? Hai capito? Ma chi sei? Sono un fidanzato! Sì, e ti pare che Gennarino si metteva con una volgare come... Volgare a me! I taccini! Non mi aiutate! Aiuto! Insomma! Ma non vi vergognate! A casa! Se vieni un'altra volta ti faccio arrestare! Signor, dite a vostra figlia che a Gennarino è mio e se avete un'altra volta, la gira! Ma che è successo? È successo di tutto. Ma tu hai capito? Quelli ci volevano fregare il carico e se non fosse stato per Gennarino l'avrebbero Ma fatto. quel ragazzino come fa a sapere sempre tutto? Chi, Gennarino? Quello è una specie d'angelo custode, ma invece che stare dietro a uno solo, sta sempre dietro a tutti quanti. Ah, Oh, però parliamo di te. Che hai fatto ieri? sono andata con mia madre a provare l'abito da sposa. Ah, e come ti sta? Sai che queste cose non te le dovrei dire. Perché? E perché no? Ah, porta ma che male. sono queste stupidaggini, Maria? E invece sai che facciamo? Andiamo alla sartoria e me lo fai vedere. Ma tu sei pazzo. Ma scusa. Come si dice? Ai pazzi bisogna sempre dire di No, sì. Robè, Vieni, no, vieni, dai. Robè. C'è tu che non c'è inganno, signori, vi faccio vedere la carta, eccola qua, il lasso quello che vince, l'altra carta aperta, l'altra pure aperta, signori, ecco qua, puntate, prego, alzate le mani, ecco qua, il signore ha vinto, il signore ha vinto, ecco qua, signori. Ti vuoi accompagnare o no? Puntate sulle Ma carte. che stai giocando? No, questo non è la via, ma a caso vincono un uovo nei soldi. Tu e che ne so? Vinto. Scoprite la carta e il lasso quello che vince, signore, ecco, questo è il lasso, signore. Voi avete perduto, il signore ha vinto, benissimo. Hai visto, signore ha vinto? Effettuate tutta. Oggi si mangia, ho vinto. Signore, un attimo su. Ecco qua che vi rifaccio vedere il gioco, questa perde. E l'asso quello che vince, l'altra carta pure perde, signori. Ecco qua, non c'è trucco e non c'è inganno, signori. Ecco qua, è solo un gioco di destrezza. Qui c'è tutta l'onestà. Ecco qua, signori, puntate, prego. Io il punto gioco è qua. aperto, signori, fuori la moneta. Ecco qua che cosa. Io punto su questa carta. Ecco, 20.000 lire per voi. Vi consiglio anche a voi di puntare 20.000 lire pure per voi, signori. No, io punto qua. 20.000 lire pure per voi. Ma io ho giocato su questa carta. Ecco, adesso copro pure a voi, signori. Un attimo solo, un attimo solo. Voi non avete coperto la scommessa. Tutti per piacere. La scommessa la volete coprire? Ecco qua che copro pure a voi. Ecco qua, si scoprono le carte, il signore ha perduto. Ecco, il signore ha vinto, benissimo. Lo sapevo io, ha visto? Eccola qua. Lei è un consigliere Prego, fraudolento. signori. Il signore è molto fortunato, è in Bravo, giornata. bravo. Dovete insistere però.
Un attimo solo che il gioco riprende, signori. Ecco qua che ve lo faccio rivedere. Ecco, questa carta verde è sempre l'asso quello che vince, signori. Ecco qua, puntare prego. 20.000 lire qua. Vado a coprire, un attimo solo che copro, signori. 20.000 lire. 20.000 lire. Questa carta mame! 20.000 lire per voi e copro. Ricordate che per vincere, io raddoppia posti, Solo così non ci domani. Ci sono fondi per tutti. Scoprire, prego. Oh, mi dispiace, il signore ha perduto. No, il signore vorrebbe in giornata. Porca puttana, lo sapevo io. Ma mi devo rifare. Mi devo rifare. Questa volta mi rifare. Ecco qua. Allora, è sempre l'asso quello che vince, quest'altra carta. Stiamo vincendo. 40 su questa carta. Coprire le 40, signori, subito, che sono 10.000 lire copro pure le 10 sue. Un attimo solo che vengo a coprire. Eccole qua, le altre 10.000 lire, scoprire le carte. Scopri. Oh, il signore ha perduto. Aspetta. Hai visto? Si vinceva. Ora per colpa tua qua si venuti soldi. Ma ne volevo puntare? Qua. No, 20 qui. Signore, per piacere i soldi si devono vedere. Fuori la moneta, signore. Fuori la moneta. 20.000 lire Io su punto questa solo se carta. vedo la moneta. Benissimo, signore, che vengo a volete coprire o no? 20.000 lire per lei ho coperto, 10.000 lire per lei ho coperto, E girate, scoprire le io. carte, ecco qua, è l'asso quello che vince. Porca, sempre machinotero marino, La giurì. Ecco qua. E beh, Prende il gioco. Porca, ma qui c'è un imbroglio. Signore, qui non c'è imbroglio, è sempre l'asso quello che vince. Vinci. Qui c'è tutto l'avversario, prende il gioco. Siete Mi sfortunati, che ci volete? dispiace. Mi dispiace, il signore è sfortunato come me. Il signore si rifarà, guardi, io le faccio rivedere il gioco, ecco qua, questa perde, quest'altra pure perde, è solo l'asso quello che vince, signore, eccolo qua, è solo un gioco di destrezza, qui c'è tutto l'onestà. E fammi vedere l'asso, porca puttana. Sei disgraziato questa volta di fotto. Vince, signore, solo l'asso, puntare solo all'asso, è solo un gioco di destrezza, ecco qua, io gliela faccio pure rivedere, ecco qua, quest'altra perde, quest'altra pure perde, ecco qua. Ultimi. Sta massimo, punto. 20 qui. Prego, i soldi sopra, signori, i soldi sopra, Guarda, sopra, ecco qua che vengo a coprire, un attimo solo che copro. Le 30.000 lire a lei, ecco qua, le altre 20.000 lire pure a lei, signore, ecco qua, vengo a coprire, un attimo solo, signore, che copre 10 per lei, ecco che Vince la scopro le carta carte, che il ti signore ha perduto ancora, purtroppo mi Questo dispiace. Ma vaffanculo a Sambaccione e tutta la puttana mamma che ti ha cresciuto a prisa, che da grande disgraziata. Qui c'è un imbroglio. Signore, mi dispiace, qui non c'è imbroglio. Come guardi, no? Mi dispiace, qui c'è tutto. Sì, c'è un imbroglio. Con mamma abbiamo visto la cucina. Ah sì? Sì, è bella, sai, però è troppo grande. E quanto costa? Parecchio costa. Ah, Tanto prima o poi papà me la compra. sì, sì. Guarda, Roberto. Io voglio vedere il vestito. E là c'è il negozio. Ah, qual è il negozio? Quello. Quello, andiamo. Roba, ti prego, lo sai che porta male. Ma no, dai, Maria, queste sono stupidaggini. State accorta la macchina. Buongiorno. Buongiorno. 20.000 lire pantalone e magliette, signore. Facciamo 50. Niente da fare, abbiamo un listino preciso, signore. Facciamo 40. 20.000 lire, o prendono o lasciare. Io zitto, lei. Prenda le 20.000 lire. Pigliatella, cazzo di fascino. 20.000. Mi dia pantalone e magliette, ecco qua Mi che devo riprende rifare. il gioco. Se no come faccio a tornare a casa? Ecco qua, signore, il gioco riprende. Si ricordi bene, è sempre l'asso, lo vede quello che vince e questa perde e questa vince. Eccomi qua, puntare, signori, prego, puntare. 20.000 qui. 20.000 lire qua. Ecco Non mi che fregate copro questa io. volta, vi tengo d'occhio. Miei pruni. Non muovere, aspettami un momento, ecco qua. Mo vince. Zitto tu. Sei iettatore. Eccole qua. Che Ecco che sta vengo a scoprire le carte, signore, eccole qua. Questa carta qua, vediamo un po'. Questa ha perduto, la carta del signore qua. E si lo studi. Sono ignoto, questa colomba. Mi gioco il cappotto. Signore, sempre là. Divento il cappotto. Quanto mi date per il Dico cappotto? cappotto, Fabrizio. Il cappotto. 10.000 lire per il cappotto, vi stanno bene? 10.000 per il cappotto. Pigliate a le 10.000 lire che è meglio. Date le che 10.000. eccole qua, puntate, signore. 20.000 lire. Devo rifare. Signori, la madama. Madà, chi è la signora? Gioca pure lei? Aspetti qua che arriva. 10.000 qui. 10 qui e il cappotto. Mi gioco tutto. Venga con noi, Come venga con noi? in questura. È bella, ma... Come mi sta? Ti piace? Maria, scusa un poco, ma chi la paga questa roba? Papà. Ah, allora è bella. Signora. Grazie. Vita mia, quanta ci aspetta ancora? Dato poco.
Vabbè. Il contrabbando è un mestiere difficile. Ma voi mi avete detto che il buono ve lo sareste procurato E pure io me voi. lo sono procurato, no? E allora? Perché non avete fatto lo scarico? Perché quel figlio di puttana di Vincenzo Tramontano ci ha fottuto. Voi mi ci avete messo in questa situazione e voi mi ci togliete. Sì, vi ci toglierò, non vi preoccupate. Ma come? Quando? E allora i miei soldi? Prima o poi li riavrete. Prima o poi? Avvocato, voi scherzate? Io i miei soldi li voglio subito. Mo. Ma scusate, voi volete vendicarvi di Vincenzo Tramontano? O rivolete i vostri soldi? Io mi voglio vendicare anche di Vincenzo Tramontano. Ah, allora vi offro la possibilità di ripagare il vostro Mamma Santissima con la stessa moneta con la quale vi ha offeso. Noi lo possiamo colpire nel suo onore. Nell'onore? È tutto nei crismi della legalità. E come? Se la legittima difesa è ben preparata, il giudice assolve il condannato. Buongiorno, signor commissario. Buongiorno. Buongiorno, signor Novità? commissario. Qui c'è l'elenco delle persone che l'hanno cercata. E lì c'è quel signore che l'aspetta. Buongiorno. Ti ho detto tante volte che le chiamate me le devi Scusi mettere tanto, sul signor tavolo. commissario. Buongiorno. Prego. Grazie. Signor commissario, sono venuto a fare una denuncia contro un certo Vincenzo Tramontano. Oh. Ha appuntato, scrivi? Comandi, signor commissario. E come vi chiamate voi? Salvatore Bufalo e tengo un banco di pegni in via Chiesanova. Uè, tu stai scrivendo, eh? Sì, signor commissario, che scrivo. E qual è il fatto? Il fatto è che questo Vincenzo Tramontano è un Mamma Santissima. È venuto nel mio banco e pretendeva che un mio creditore non mi pagasse. Il vostro cappuccino, commissario. E voi che avete fatto? E io che ho fatto? L'ho pregato di andarsene. E lui prima mi ha picchiato e poi si è messo a gridare a tutto il quartiere che non mi pagassero. E che se succedeva qualcosa si rivolgessero a lui. Naturalmente avete un certificato medico, no? Ma che certificato medico? Ah, non siete andati in ospedale? No, quell'ospedale no. Il fatto più importante per me è che ora nessuno mi vuole più pagare. Ah. E che lui mi ha mandato a dire che ritornerà. Commissario, lui mi ha detto che quando ritorna mi ammazza. Vabbè, che ci volete fare? Qui tutti credono che sostituirsi ai poteri dello Stato sia la cosa più semplice, più comoda, senza sapere che facendo così non fanno altro che finire sempre più nella merda e nell'anarchia. Comunque andate a firmare la denuncia e se questo Tramontano dovesse ritornare ci penso io a mandarlo a Poggioreale, non vi preoccupate. Grazie, commissario. Buongiorno. Ci metta qui una firma. Buongiorno. Non fare resistenza. Ma come ve lo devo dire che sono innocente? E poi fatemi parlare col commissario. Aspetta da lei, non ti muovere. Scrivo con lei gioco d'azzardo. Signor commissario, io qui non ho capito niente. Ma chi è questo? Che cosa ha fatto? Gioco d'azzardo, commissario, ma fa sto ripulisto o no? E si capisce. E allora? Ma che allora è gioco d'azzardo? Ripulisti io. Io scendo dalle stelle, signor commissario. Sei il bambino Gesù che scende dalle stelle. Come, bambino Gesù? Mi trovavi in un vicolo, mi trovavo. Mi hanno ripulito di tutto. Cappello, maglietta, maglione, pantaloni. Sono rimasto solo con il cappotto e il mutandone. E fai schifo. Grazie, signor commissario. E per giunta non ho più neanche un soldo. E stasera non so dove devo andare a dormire. Oh, se per questo ci penso io, non ti Grazie, signor preoccupare. Se commissario. non hai soldi lo sai dove ti mando? Dove? A Poggioreale. Che cosa è, un albergo? È una specie d'albergo. All'hotel Poggioreale. Allora sai che facciamo? Facciamo un buono per una persona per Poggioreale, ti fa piacere? D'accordo. Signor commissario, non si potrebbe avere... Ah, vuoi anche una donna a Poggioreale? Magari, signor Certo, commissario. contento, certo. Grazie, signor commissario. Allora, Pure una buono donna a per Poggioreale. A Poggioreale. Grazie, signor commissario. Siamo uomini, no? Bene, accompagnala a Poggioreale, va. Avanti, su. Vieni con me, dai. Signor commissario,
Ma appoggioliare, chi è che deve andare? Io o lui? Tu ci vai a appoggiare. Ah, è la coperta! Te la mando io. Benissimo, grazie, signor commissario. Prego, Mia. Oh, niente, ma questa cazzo di merda in Pianoci. culo, ma vedi, mannaggia la miseria. Tommasino. Allora, dispone tu. Tutte persone di fiducia, eh? Sì, un tavolo per una dozzina di persone. Sì. Sì. Stai tranquillo. Papà, senti. No, andate là, ragazzi, che papà c'è da fare. Sì, ma noi volevamo... Via, dopo. Scusa, c'erano i ragazzi. Tommasino, i soldi sono come l'onore. Quando uno l'ha perso, che lo può più riavere? Per ora Buffalo lo sto tenendo buono con una proposta che per lui può essere favorevole. E poi... Ma che, se dicono certe cose, Tommasino? Sì, bisogna riconoscere che Buffalo non è nato fortunato. Una disgrazia gli può sempre capitare, no? Aspettiamo un segnale. Vai là, lei, sei. Vai, va. Urla! Tanto qui nessuno può sentirti. Mio padre mi starà cercando. E lascialo cercare. E quando ti troverà, maledirà quel momento per tutta la vita. Perché? Io non capisco. Di che state parlando? Non capisci, eh? No, non potete farlo. Non potete. E mo vedremo che te ne corna. Per carità. Scappa! Per carità di Dio, che volete fare? No. E dove credi di andare? No, vi prego. Scappa! No. Per carità. No! No! Come vi avevo detto, la fatica è tornata. Ecco qua i vostri. Vai, famoso scappo, vai. Questo è per te. Questo per te. A disposizione. Questo è per te. A me, grazie. Andate voi, buonanotte. Buonanotte. Arrivederci. Amici, correte a casa. La figlia vostra non si sente buona. La figliarella mia. Ma che è successo? Qualche cosa? Da un occhio a paranzo, Peppi. Sì. Vieni, guarda qui. Via. Non è niente, è solo lo spavento. Figlia mia bella, non è niente. Non è niente, sentite il dottore. Allora, dottore. Dottore, è parlata.
Donna Su, la ragazza è grave, devo chiamare l'autoambulanza. Ma voi che state dicendo? Oh, nonno Ho mio! avuto una forte emorragia e il cuore non mi convince. No! O telefono, dottore, da questa parte. La ricezione, per piacere. Mi dai un po' d'acqua, per favore? Sì. Ho sete. Adesso non mi vuoi più, vero? Ma che dici? Io adesso ti voglio più bene di prima. Ho solo voluto bene a te, sai? Lo so. Solo a te. Sì. Noi dovremmo rimanere sempre assieme, hai capito? Apri l'armadio. Portami la scatola che c'è dentro, per favore. Aprila. Il tuo vestito. Vedi? Il vestito. Adesso non me lo potrò più mettere, sai? Tu invece te la metterai. E sarai la sposa più bella del mondo. Te l'avevo detto che portava sfortuna. Far vedere al fidanzato l'abito da sposa prima del giorno della nozze. Vita mia. Ho freddo. Stringimi le mani. Sì. Ho freddo. Rubè, giurami che mi vuoi bene. Non mi lasciare. Non ci vedo più. Aiutami. Non è niente, sai. Aiutami. Calmati. Calmati, Ho Maria. freddo. Non è Non ti niente, vedo sai. più. Vita mia, non è niente. Ma non ti vedo più. Aiutami. Ho freddo. Buona Non mi Maria. lasciare. Ho freddo, aiutami. Adesso Ho freddo. passo. Calmati, Freddo, Maria. aiutami. Aiutami, Rubè. Buona Maria, buona, adesso Aiutami, non mi passo. lasciare, Rubè. Aiutami. Vita mia. Calma. Adesso sta arrivando il dottore. Vita mia. Maria. Maria. Perché non mi rispondi? Maria! Maria! Maria, rispondi. Maria, dottore! Maria! Maria! Dottore! Sì. Maria! Robè, lascia! Donna Su, coraggio. Ma voi che state dicendo? Maria! Figlia mia! Mamma, creatura mia, rispondi. Assassini! Assassini!
Chi ha fatto questo? Era meglio visto che non fosse mai nato. Eccomi qua, sto arrivando. Cameriere! Pronto, signore, eccomi, che cosa volete? Avete ragione. Divertiamoci, beviamo, godiamoci questa bellissima serata, questo giorno di festa. Ma chi fa del vino? Cameriere, portaci del vino di Gragnano, le bottiglie che vuoi. È proprio contatore. Adoro, io che fanno che sei? Ma una bella vagliata, come c'è Dio? Aspettate che tra voi. Ma c'è sta troppa folla, vero? Vabbè, ma che ne Tu sai, sì, poi siamo conosciuti. Stasera mi sento proprio un altro. Passami l'olio. E tu sbrigati con quel pesce e ricordati anche il vino. Vogliamo brindare a noi due, eh? Alla salute. Le do il più grosso. Sono i vermicelli a vongole, va bene? Sì, Le volete? Sì, i vermicelli a vongole. Anche per voi i vermicelli a vongole, va bene. Mi raccomando la cottura. Ecco qua sta il Gragnano. Oh, finalmente. Portane un'altra. Io vorrei un sarraco. Vabbè, avvocato, ci pensi. Ma che sto facendo? Da bottega, siamo venuti a Ma qui, vieni, c'è finito. Cameriere, cameriere. Pronto, il commissario Negroni. Vincenzo Tramontano andrà stasera al ristorante Il Pescatore per uccidere Salvatore Bufalo. Sempre al momento giusto. Arriva sempre al momento Follie dobbiamo fare stasera. Bevete, bevete, fatemi compagnia. Grazie, grazie. Ecco. Ma l'hai avuto un no, no.
State calmi, che non vi succede niente a voi. Pure tu stai calmo. No. Bufalo, si sa una preghiera, dilla. No, non sono stato io, non so. L'avvocato è stato, te lo giuro, Don Vincenzo, sulla testa dei miei figli. L'avvocato è stato, lui! A dove vai, scurnacchio? Zitto lì! Hanno sparato! Voglio! Fermato! Voglio fermato! Lasciatevi passare!
Mo' non t'abbasta una preghiera. E che stia fine che fanno gli uomini e merda. Amici, che hai fatto? Mai da pensare solo a scappare. Niente, voglio. Tu è al ristorante, gli altri con me. Arrivato, fermo! Fermo! All'ospedale, presto. Voglio, aveva ragione Don Vincenzo. E mamma santissima. O fornisce in galera, o Camposanto. Rimane tutto quanto a scuola. Tu resta di piantone qui. Ti manderò il giudice e l'autoambulanza. Ballate, cantate, stasera è festa canta! Ridete, divertitevi! Dato chiavo che se ne chiude la coppa a terra! Avete inteso? La ballame, forza! Cantate! Cantate! Thank you.